È stato per 5 anni, dal 1997 al 2005, presidente dell'Iran ed è stato il primo presidente riformista dopo la rivoluzione islamica del 1979 in quel paese. Credo che si possa definire uno dei maggiori, più influenti e autorevoli fautori del dialogo tra civiltà nel mondo islamico. In Italia è uscito anche un suo libro nel 1999 che si intitola Religione, Libertà e Democrazia, con la prefazione di Luciano Violante, dove esponeva le sue tesi, i suoi pensieri, che oggi credo qui ci ribadirà in questo incontro, che è dedicato appunto al rapporto tra Islam e Occidente, due mondi che non devono essere nemici per forza. Grazie e passo alla parola. Oggi il Presidente Khatami affronta un tema che sostanzialmente è il rapporto tra l'Islam e l'Occidente. Un tema che è di grande attualità, si potrebbe quasi dire purtroppo, visto certe cronache che ormai da una stagione che definirei fin troppo lunga continuano ad arrivarci, ma un tema anche, se vogliamo, in apparenza quasi accademico, scontato, letterario, perché si può parlare, come dire, in maniera molto aulica e non arrivare a dei punti concreti, decisivi. Dico solo una cosa. Alcuni mesi fa il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, iraniana, donna, fa un viaggio negli Stati Uniti per delle conferenze, si presume sui temi che le hanno meritato il Nobel per la pace. Quando parte dall'aeroporto americano, credo Chicago, viene fermata, le vengono prese le impronte digitali. Stiamo parlando di un premio Nobel per la pace che lascia un paese, non che entra in un paese. Le vengono prese le impronte digitali, viene interrogata, fatta entrare in una stanza e interrogata così a lungo e così insistentemente, per cui perde tutti i suoi voli per l'Europa e tutto il suo programma viene scardinato. Questa storia non è uscita da nessuna parte, ma è perfettamente autentica, a conferma che il giornalismo può stampare immondizia e viceversa può lasciare fuori delle storie assolutamente serie e significative. La mia domanda è molto semplice. Se un premio Nobel della pace occidentale, donna, fosse andata a Teheran, avesse tenuto un ciclo di conferenze a Tabriz, Isfahan, Mashhad, e al momento di partire fosse stata fermata dai guardiani della rivoluzione, che le avrebbero preso le impronte digitali e poi trattenuta in una stanza e poi interrogata a lungo fino a quando tutti i suoi voli utili fossero partiti, quale sarebbe stata la reazione? E questo è perché, secondo me, bisogna parlare dei rapporti tra Islam e Occidente e almeno a questi livelli l'incomprensione venga cancellata.